Fuori casa a Siena 1-0 con un gol dell'inossidabile Scarpa. Sentiamo. Il Cittadella si conferma bestia nera del Siena. I bianconeri perdono lo scontro diretto dopo aver giocato al Franchi la peggior gara della stagione. La squadra di Guerini ha evidenziato problemi in ogni reparto e gli ospiti ne hanno approfittato legittimando una vittoria indiscutibile. Il gol partita porta la firma di Scarpa, ma il Cittadella avrebbe potuto anche raddoppiare in più di un'occasione. Nemmeno lo svantaggio riesce a scuotere i bianconeri che invece di attaccare lasciano troppo spazio agli avversari. Nella ripresa le cose non cambiano, anzi dopo l'opportunità sprecata da Voria, il Siena rimane in 10 per l'espulsione per somma da munizioni di Martinelli per un fallo sul Ghirardello. Entra anche Pagano e subito si fa notare. È praticamente ormai vuoto lo stadio Artemio Franchi di Siena, il punteggio è questo qui, Siena 0, Cittadella 1, insomma un Cittadella che si rilancia e supera il Siena in classifica, un risultato che alla fine premia il Cittadella, capitata sui piedi di Maurizio Rossi. È comunque una partita giocata soprattutto nel primo tempo a gran ritmo e questa è stata un'occasione in favore di Scarpa, un Cittadella dicevamo senz'altro più geometrico, parte tutto per quanto riguarda la squadra di Glerian dalla sinistra di Ghirardello, sicuramente l'uomo in più, e comunque un Siena che ci provava nel primo tempo, migliore tra i bianconeri di casa l'attaccante De Cesare. Questo è il gol alla 32esimo, il sinistro di Scarpa non lascia veramente speranze al tuffo di Gianello. Eccolo qui il primo gol in campionato per Scarpa, che realizza questa rete che poi sarà quella definitiva, un assist completamente involontario da parte di Ghirardello, il gol con il sinistro di Scarpa che prende proprio l'angolino basso alla destra del portiere Gianello. Un Gianello ora il cammino per quanto riguarda le due squadre vedrà il Siena impegnato sul campo del Napoli e il Cittadella ospitare in casa il Como. Veramente due partite importanti per la zona bassa della classifica, ma oggi c'è stato il sorpasso. Per quanto mi riguarda, ricordandovi il punteggio, Siena 0, Cittadella 1, al 32esimo il gol di Scarpa. Non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento ai prossimi incontri di Grande Calcio di Stream.